Sfiorata la tragedia ed evitato per miracolo un altro grave infortunio sul lavoro. Ieri pomeriggio in via Atenea ad Agrigento si sono vissuti attimi di paura per il crollo che ha interessato i locali dell'ex ospedale dove si sta lavorando per trasformarli a sede universitaria. Impressionanti sono le immagini del crollo avvenuto nel tardo pomeriggio con conseguenze per le abitazioni circostanti. La conclusione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile era prevista per la fine del 2023, una data non rispettata e ora destinata a slittare chissà fino a quando, anche perché sono già scattati gli accertamenti disposti dalla magistratura. Sul posto, subito dopo il crollo, sono giunti il sindaco di Agrigento e il dirigente della protezione civile e i vigili del fuoco del nucleo cinofili per essere sicuri che nessuna persona fosse sotto le macerie. Il crollo ha fatto temere il peggio a chi si trovava a transitare in quel momento in via Atenea. Spaventatissimi due turisti alloggiati in una struttura vicina. Per fortuna, come dicevamo, non vi erano operai al lavoro, ma la tragedia sfiorata ripropone la necessità di prestare più attenzione alla sicurezza. Adesso sarà interessante conoscere i risultati delle indagini di un crollo davvero incredibile.